fuori c'è il nostro prof Amedeo Colella. Buon pomeriggio. Ciao, no, stavo guardando i premi, cioè ci sono quasi 200-250 persone presenti, abbiamo oltre 40-50 premi. Ma c'è da divertirsi stavo oggi. guardando cos'è questo oggetto di MSC. Non saprei. Non saprei, però vedete, premi a Iosa, premi MSC, vabbè, poi premi importanti, la tombola e una cena per 2 persone a Borgo Marinari, insomma, Una cosa bella, è una cosa bellissima. appetitosa. La quintina, addirittura un viaggio con la Scoop Travel, ma non è tanto i premi, la cosa importante è lo spettacolo di stasera, perché con la scusa della tombola noi faremo un racconto per ogni numero che esce Rupanariel, una canzone per ogni numero. Quindi una tombolata un po' particolare, una tombolata che metterà allegria e ancora un motivo di aggregazione. Dura quasi un'ora praticamente. Quindi io mi vado a preparare. Vai, prendi la cartella. E preparati anche tu. Sono pronto. E in bocca al lupo a tutti. Manca qualcosa? Vabbè, visto che stanno ancora preparando, dato che ieri sera abbiamo parlato di acqua, no? Abbiamo parlato di acqua e avete visto quante locuzioni nella lingua napoletana. In realtà però ieri c'è un addendum da fare, perché l'acqua è sempre foriera di sciagure, tranne che l'acqua del mare. Quando piove tanto, l'astico che piove a casa scorre, l'acqua è poca, papera non galleggia, che ne so, fa acqua pip, tante locuzioni che riguardano l'acqua. Ma in lingua napoletana, quando uno ha un rovescio di fortuna, quando accade una vera tragedia, insomma, economicamente, uno aiuta a fornire che paccheri dall'acqua. Ma dite sempre faccia mangiare, ma voi quando è più brutta compagnia, più bella voce mi va presentata, i mo non saccio si vanno a turgire, ma tutti i modi dice la pace che preparita, a torta di zucchero e a partita, e tanta cacciata, e tanta cacciata. Mamma del passatore e in bellezza mi pigliai cantare e lui va divertita a cagnacora mi faccio il carto senza parlare bella Maria Purtua è un grande onore cantare, ma voi capite, cioè lezioni di lingua napoletana con l'aiuto di cantanti di questa levatura, quasi quasi meglio sentire loro che come ho fatto la ieri sera, sono troppo bravi. Sposa tuoi vicini
finalmente ci riposiamo un po', siamo sedute qui tranquille, adesso è finito questa bellissima tombolata molto divertente Molto e soprattutto particolare. coinvolgente. Una tombolata molto particolare, innanzitutto perché non siamo ancora a dicembre, quindi già questo abbiamo anticipato i tempi. E poi è stata una tombolata in continuo movimento tra musica, pezzi di film di Totò, quindi ovviamente risate a gogo, e poi il professore che raccontava le sue varie cose su Napoli, sui detti, proverbi. Quindi veramente la gente si è divertita tantissimo. Una novità. Molto, sì, molto particolare. C'era tantissima gente tra l'altro. C'erano tantissime persone, sì, anche persone che non avevamo ancora visto in nave, sono spuntati, forse hanno saputo di questa tombola pre-Natale, di molto, e sono venuti. E ci sono stati anche tanti premi importanti. Sì, sì, veramente dei premi anche molto belli, importanti, anche una cena, la tombola finale, una cena. Quindi la gente è andata via veramente contenta, hanno cantato, come sempre, hanno cantato con noi, hanno riso con il professore e con Totò, meglio di così. Dobbiamo dire che ci stai regalando tanta arte in questa crociera della musica napoletana, tu sei tra quegli artisti sempre presenti. Sì, per questo adesso siamo sedute, perché Per riposarci un po'. comincia un attimo di stanchezza, no? È comunque sempre uno scambio. Indubbiamente io cerco di regalare emozioni, ma ne prendo poi tantissime a mia volta e quindi è bello, a me piace un sacco la crociera. Nadia Pepe, che poi sei veramente piena di pepe, nel senso che sei sempre Bene. allegra, coinvolgente, sempre pronta soprattutto a far divertire il pubblico, in questo caso tutti gli ospiti della crociera. Ma come nasce la tua passione per la musica? Oddio, la mia passione oserei dire che è nata con me, perché sono stata cullata da mia madre con Occhio che ha ragionata. Mio nonno era poeta e cantautore dialettale, quindi mi ha insegnato a leggere e a scrivere il dialetto napoletano, cosa difficile sin da subito. Quindi ci sono nata dentro, quando si dice mia nonna paterna che suonava il mandolino, insomma era inevitabile in un certo senso. E tutto questo talento lo hai anche approfondito con lo studio o è Sì. solo talento? Perché sei molto brava veramente. Sì, in realtà ho anche frequentato il Conservatorio di Benevento, proprio la cattedra di classico napoletano, quindi ho avuto la fortuna di essere tra i primi allievi di questa nuova cattedra un po' di anni fa. E poi ho studiato un po' di musica, ammetto che non riesco ad approfondire il discorso strumento, perché ho avuto la fortuna possiamo dire, di saper cantare, di saper adoperare, diciamo così, le emozioni attraverso la voce, e quindi sono una cattiva studentessa. Tutto ciò che mi viene spontaneo lo lascio andare. Se mi ci devo mettere... La tua voce però è uno strumento molto bello perché riesce a fare tante cose meravigliose. È uno strumento bello ed è uno strumento che è sempre con me. Ovviamente questo c'ha anche il suo lato negativo, perché bisogna stare attenti, per esempio qua in crociera, Alle temperature? sempre questo giacchettino, la cosa, perché aria condizionata, però è uno strumento, sì, è veramente una grande fortuna. Mancano pochi giorni, cosa dobbiamo ancora aspettarci da Napoli Antica? Beh, mancano purtroppo sì pochi giorni, ed è sempre così, quando si sta bene il tempo vola, ti ci ritrovi in un attimo di nuovo a Bari. Cosa ci aspettiamo? Sicuramente di continuare così come abbiamo cominciato, così come stiamo vivendo tutti i giorni, perché meglio di così, voglio dire. Oggi abbiamo fatto addirittura una tombola, stiamo tirando fuori delle cose belle, nuove. Vediamo. Forse nella prossima intervista aggiungeremo un'altra cosa pazzesca. Quindi siamo qui nella crociera della musica napoletana, l'arte, la cultura, tutto ciò che riguarda la nostra bellissima città. Sì. La musica soprattutto. E adesso non possiamo che chiudere questa intervista con un piccolo accenno, un brano che hai particolarmente a cuore. E diceva, cuore mio lontano vai, si sto sciore torna a maggio, pure a maggio sto qua.
Intanto siamo ad ottobre, noi siamo qui sulla crociera della musica napoletana, ma restate con noi perché ne vedrete ancora delle belle. Ciao. È nato un creatore, è nato un ire, la chiamo Cina, sì signore chiamo Cina. Se gira il voto, se gira il voto, se a tu chiamo Cicciolone, che lo chiamo per fuggire, che lo fa nire, con macchine. O contano in comare, che sta a fare, mi fatto un sorrare, se ne contano a migliaia. E poi ti passa solo una guardata, e a te me ne è rimasta. No, a volte basta solo una guardata, questo è successo, che una volta una guardata intensa, però intensa, e a femmina un manetto sotto a botta. No, è successo. E a volte basta solo una guardata, e a te me ne è rimasta, sotto a botta impressionata. Sì, una impressione, sì, una guardata, sì, ma trovando ma che è stata, capo io ti buono sì, chi lo fa te venire, con Marti. Però, senza applausi, che facevi? No, scherzo. Fate l'applauso a Diego! No, fate l'applauso a Nadia. No, ma fate l'applauso a voi. Però questa canzone che oggi è popolarissima, sapete, nel 1944 non ebbe il successo che avrebbe meritato. I napoletani non volevano più sentire parlare di guerra, di americani, di figli della guerra, di neri, di povertà, volevano pensare a guardare avanti. Ecco, ce lo spiega per esempio il meraviglioso film La commedia di Edoardo De Filippo, Napoli milionaria, e basta a parlare al passato, guardiamo annanzi. Ebbero successo altre canzoni, per esempio Peppino Fiorelli che cantava chi ha avuto, chi ha rada, scordiamoci il passato, però questa non la facciamo, se no rimane la mattina. Solo nel 1975 la canzone però ritornò al successo perché la recupera Roberto De Simone, grande commediografo napoletano, e la riporta al successo con la nuova compagnia popolare di Peppe Barra. Però Roberto De Simone aggiunse una coda alla fine, una coda che né Nicolardi e né Mario avevano scritto. E qual era questa coda, maestri? Signorini caprichini fanno amore che i marocchini sbocche lanze, signorini che fanno americane espresse a modo da cavaghe, fino da Napoli se mette in mano. La moglie per ti spetta si strappa e ti sapere e la vissuta, le brave e la No, lo fermo, questa è una canzone potrebbe non finire mai, lo fermo proprio su Levata vissuta. Guardate che uno dei misteri della nostra generazione, noi capiamo tutta la canzone, capiamo tutto, però arrivata su Levata vissuta ci siamo sempre chiesti ma che sa da lui, che è sta vissuta? In realtà Levata vissuta, dovete sapere, è la napoletanizzazione di una frase americana. Sì, perché noi quando parliamo napoletano, parliamo tutte le lingue del mondo, compreso l'americano. Sì, gli americani al porto, i militari dicevano abbassa la pistola, che in inglese è lay the pistol down, ma noi napoletani che abbiamo 1000 talenti, riconosciuti da ogni parte del mondo, siamo sempre capaci di trovare il bandolo della matassa, no? Si dice sempre che i meridionali sono sempre capaci, nel mondo questa capacità la chiamano capacità di problem solving, noi a Napoli la chiamiamo una pezza a colore, però questa capacità
abbiamo 1000 capacità, però una ce manca proprio, quello delle lingue straniere. E come struppiamo noi l'inglese o il francese, guardate, non lo fa nessun'altra etnia al mondo, e per questo noi ripetevamo lay the pistol down in levata vissuto, ecco, quindi siamo arrivati, è la napoletanizzazione. Sì, quindi questo vuol dire che non è vero che noi parliamo solamente arabo, greco, latino, francese, spagnolo, parliamo anche americano. La lingua napoletana si evolve di continuo. Gli americani sono arrivati nel dopoguerra. Ci pensavo qualche settimana fa, ero a Piazza Dante alla fermata dell'autobus, allora passa un ragazzo napoletano, si gira verso me e fa: oh no, a quanto tempo non passo pullman? Cioè sorvoliamo su o no, lasciamo perdere, se no ci intossichiamo, anche perché vi dico una cosa, io sono 40 anni che a Napoli sono così, cioè così, una mutata a ruocchi, guardate, una mutata a ruocchi a diventare no, non mi faccio master, qua è un attimo a diventare uno, non me lo fa, è un attimo. La parola in questione è pullman, perché noi in lingua napoletana abbiamo adottato un termine anglosassone per definire l'autobus o pullman. Solo che noi poi siamo un popolo geniale, perché dalla parola autentica pullman noi abbiamo coniato un neologismo, una parola nuova, che è il diminutivo della parola pullman, o pullmandina, e ora gliela stiamo insegnando agli americani. Sì, perché a noi la cultura americana ci è sempre piaciuta, a noi ci è sempre piaciuto mettere i jeans, fare un po' gli americani, no? Lo cantava pure Carosone, certo. Io mi permetto di dire, scusate, no, sempre a voi, perché la bellezza di tante persone, di tanti amici seduti, la bellezza degli artisti che si esibiscono, la bellezza del panorama, possiamo autorevolmente dire che la crociera della musica napoletana è un insieme di bellezza. È la bellezza che salverà il mondo. Corte calzone con lo stemma a rete, una cucurella che mi si era alzata, passa scampagliando la turena, come lo appagato fa guardare. Tu fai l'americano, americano, americano, senta me che tu fa. Tu arrivare alla moda, ma se bevi whisky in soda, moda siete disturbati. Tu abbandoni, tu giochi a baseball, ma i soldi per me, di verità, la posetta di mamma. Tu parli americano, 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 ma se non ti italiani, se da me non già stanno in bava, ok napolitano. Whisky and soda and rock and roll, 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 yeah! E adesso c'è un messaggio per voi. L'appuntamento è dal 28 settembre al 5 ottobre 2025 a bordo di MSC Grandiosa per l'edizione 16 bis della crociera della musica napoletana. Gente magnifica, gente, chi tanto e chi niente, noi stiamo a guardare. Gente magnifica, gente di questa città. Gente che aiuta la gente, se non cerca niente, non parla e si sta. Gente magnifica, gente di questa città. Ma per guaglione che guardano in cielo e non fanno parlare. Sti guaglione hanno fila e speranza di mana c'è sta. Sti guaglione da izzone e braccia e si vanno salvare. Ci sta tu
sti guaglioni che stanno crescendo e si vanno imparare, ma sti guaglioni che aizzano le braccia e si vanno salvare.